Beh, il sentiment è un sentiment in crescita rispetto all'ultimo trimestre del 23, ci sono ancora dei fattori esogeni che stanno condizionando un po' l'economia a tutto tondo, non solo della nostra regione ma mi permetto di dire dell'Europa intera. Come regione ci stiamo difendendo. Come regione stiamo investendo moltissimo a favore delle imprese, ricordo 250 milioni di euro messi a disposizione solo in questo ultimo anno. Come regione ci stiamo difendendo, dice l'assessore regionale alla turismo e alle attività produttive Sergio Bini, che racconta di un Friuli Venezia Giulia terza regione in Italia per crescita. Dopo l'ottimo trimestre finale del 2023, anche il 2024 si è aperto in maniera incoraggiante e anche per tutto il 2024 e per il 2025 le stime sono positive. Si sente però il bisogno di nuove regole che permettano alle aziende locali di essere sempre più competitive. Abbiamo bisogno, le imprese della nostra regione, del nostro paese, del nostro continente, hanno bisogno però di regole nuove, di regole che permettano alle stesse di competere a livello internazionale, pena, l'ho già detto, il rischio di desertificazione economica. Una regione sana, una regione che sta molto bene, una regione che ha sviluppato in modo incredibile, visto i risultati che abbiamo portato oggi, il settore turistico, quindi diventa a tutti gli effetti, lo era già, ma ancora di più una destinazione turistica. Siamo ai vertici non solo regionali ma nazionali. Questo cosa comporta? Comporta che dobbiamo continuare ad investire, la Regione lo sta facendo, le imprese lo stanno facendo, è emerso oggi che il credito langue un po', cioè la capacità di il voler investire delle aziende è altissimo, le banche probabilmente hanno rallentato per motivazioni che andremo ad analizzare i cordoni della borsa.